Allora, ragazzi, adesso mi vedete? Proviamo a vedere se così va. Ditemi se mi sentite, perché ho avuto qualche problemino con la pagina. Quindi sto trasmettendo direttamente dal telefono. Fatemi sapere se mi sentite. Vediamo se dal computer. Ok, datemi un segnale che tutto funziona. Ok, proviamo di nuovo. Ciao a tutti, mi sentite? Mi vedete? Mi vedete? Abbiamo fatto una falsa partenza qualche momento fa, adesso in teoria dovremo andare. Fatemi sapere se mi sentite, se si sente tutto. Ti sento, perfetto, ok, grazie Andrea. Oh, perfetto, si sente, si vede, ottimo. Allora, consideriamo l'altra una falsa partenza. Purtroppo, appunto, c'era qualche problema audio che ancora devo capire col computer e quindi sto trasmettendo in diretta dal telefonino. Allora, intanto vi saluto. Io sono ok, grazie, mi stanno arrivando i messaggi, perfetto. Tastiera va? Fatemi un cenno, scrivetemi. O proviamo anche la chitarra. Ok? Allora, io direi che appunto si può partire. Non so quale motivo, ripeto, mi scuso per chi si fosse connesso prima e non riuscisse a sentire e vedere, anch'io ho avuto le stesse difficoltà e non riesco a capire quale sia l'origine. Quindi, intanto saluto i ragazzi che si sono connessi, saluto chi appunto Andrea che organizza Indipendenza Sonora e sta in un qualche modo cercando di portare avanti questa serie di appuntamenti, di concerti, di personalità che hanno suonato e non hanno suonato fisicamente all'interno appunto di Indipendenza Sonora o di eventi correlati con l'ambiente di Indipendenza Sonora. Io ho avuto la fortuna, insomma, di aver preso parte a molti appuntamenti ormai. Andrea, la chitarra ancora non l'ho suonata, quindi tra poco la facciamo suonare. Intanto vi saluto, vi state connettendo molto bene. Facciamo una prova anche chitarra, già che ci siamo. Ok? Questa è la chitarra, quindi ditemi se si sente. Chiaramente il microfono è solo per bellezza, ok? Come stavamo dicendo, ok? Allora, ci sono una serie di appuntamenti, il prossimo sarà, se non erro, giovedì alle 21 con Nularse, un artista che vi consiglio assolutamente di seguire. Io sono rimasta incantata dal suo CD, ho avuto la possibilità di ascoltarlo e veramente eccezionale, sia nella veste di cantautore che nella veste di produttore. Ha seguito gli ultimi lavori di Alessandro Ragazzo, sta lavorando in collaborazione con Francesco Inverno e Alberto De Lazzari, che sono dei grandissimi amici e nonché dei grandissimi musicisti. Francesco Inverno, grandissimo batterista, e Alberto De Lazzari, anche lui produttore presso il Black Deer Studio, nonché valente tastierista. E quindi vi consiglio di seguire tutti gli appuntamenti. Poi Andrea vedo che è molto solerte, quindi in questo momento sta sia seguendo la parte legata alle dirette che le parti legate ai video, e quindi potete anche seguire nel momento in cui non avete la possibilità di seguire la diretta, potete seguirmi anche in streaming. Io direi di cominciare, quindi intanto grazie di essere qui. E se avete qualche domanda, se appunto avete qualche richiesta, abbiamo una mezz'oretta da passare in compagnia e direi insomma di partire.
Allora, è una serata un po' particolare perché ho appena letto una notizia che mi ha profondamente addolorata. È venuto a mancare Mirko dei Camillas e io purtroppo non ho avuto mai la possibilità di vederli live, però sono stati molte volte a Padova e diciamo che insomma sono stati molto amici di molti colleghi, quindi è stata una notizia che mi ha molto addolorato. E quindi vorrei farvi un po' di canzoni un po' fuori dal solito, anche qualche cover, perché alla fine i live in questo momento si stanno un po' ripetendo. E nel mio caso, così canto sempre più o meno le stesse canzoni e mi piacerebbe stupirvi e stupirmi. Quindi questa sera farò una cosa un po' più raccolta, spero vi piaccia e insomma parliamoci, ecco, bisogno di contatto umano, mi manca. Partiamo con la prima canzone. Allora, ho scelto una cover di Elvis Presley e la canzone si chiama I Can't Help Falling in Love. Buon ascolto. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Like a river flow, surely in the sea, darling, so goes some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flow, surely in the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, but I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love with you. Oh, ciao, ciao a tutti, ciao zia. Questa era I Can't Help Falling in Love di Elvis, in versione un po' più acustica, l'ho preparata oggi. E il prossimo brano invece è sempre una cover che si chiama Redemption Song.
fermentos livre, none but ourselves can free our minds. I have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our profits while we stand inside and look? Oh, some say it's just a part of it. We all got to fulfill the book. We want to have to take the songs of freedom. It's all I ever had. Redemption song. Redemption song. Redemption song. Redemption song. Ok, ragazzi, ci siete? Datemi un cenno perché ho paura. Ok, ciao Chiara. Questa era Redemption Song di Bob Marley, quindi sto facendo un po' di cover giusto perché ho voglia, insomma, di cantare delle cose che di solito non faccio. E, e stasera è una serata un po' particolare, come stavo dicendo prima, quindi canto quello che sento. È una... Sono dei giorni un po' particolari perché insomma ci si interroga spesso sul ruolo dell'artista, che cosa dovrebbe fare in questo periodo, se deve stare zitto, che cosa deve fare. In questo momento l'artista si sente un po' invisibile, no? Si sente senza palco, senza la possibilità di avere una voce, quindi cerca in tutti i mezzi possibili di arrivare, magari facendo compagnia, magari con le sue parole, raccontando, scaldando. E quindi tutti noi ci stiamo un po' interrogando su come farlo. Non c'è un modo giusto, un modo sbagliato, secondo me. Quindi questo è un po' il mio modo di vedere le cose, farle senza pensare a quello che verrà o farle con una scopo funzionale, ecco, ma semplicemente per stare vicini, per stare un po' insieme. Il prossimo brano è dal mio album prossimo, che si chiama Sinusoide e si chiama Nuvola. È un brano appunto scritto in aprile, quindi credo che sia calzante per il periodo. E ve lo faccio sentire, magari insomma, spero vi piaccia. Ti svegli ad aprile con un'ombra in faccia, oscura la luce, oscura la vista. L'ombra si posa sulle cose belle e rende più spoglie, e rende più lente. Piove dentro me una grandine molto violenta, pensavo fosse una nuvola e più scende giù e diventa polvere, diventa nebbia e tu vai a fari spenti. Ci sono giorni un poco stronzi, non torna nulla e non si sa perché. Bisognerebbe guardare oltre, semplicemente far finta di niente. Far finta di niente. Rischi
cadere. Meglio fermarsi ad aspettare. Il tempo s'aggiusta, lascia che passi il temporale. Piove dentro te una grandine molto violenta. Vedo sulla tua guancia gocce un poco liquide di una perturbazione atlantica che non sembra cessare. Ci sono giorni un poco stronzi, non torna nulla e non si sa perché. Bisognerebbe guardare oltre, semplicemente far finta di niente. Arriva maggio, al tuo risveglio si apre un fiore tra testa e cuore. Dopo la pioggia c'è la carezza, c'è la speranza ed è primavera anche per te. Anche per te. Anche per te. Anche per te. E questa era Nuvola, che è dal prossimo disco. Come state? Come va? Intanto saluto chi è arrivato. Ciao Diana, ciao Filippo. Vabbè, prima ce l'avamo già visti. Ciao Fabio, ciao. Io appunto vi vedo, vi leggo magari un po' in ritardo. State tutti bene? State bevendo? State mangiando? Che cosa state facendo in questo momento? Ciao Gabriele, che figata, anche lui si è collegato. Anche lui è un bravissimo cantautore, andate a seguirlo Gabriele, perché ne ha da dire. E il prossimo brano che vi faccio sentire è nuovo e si chiama La linea verticale. Ciao Matteo, respira questa notte alla tua faccia, china sul piano, ormai è l'alba, cantano i galli e le tue dita trovano pace in questa storia di occhi azzurri e di cagion nero, di sangue caldo misto a veleno, di questo corpo che non sa stare, steso sui guai, steso su te. Ti porterò pattini e ginocchiere, porterò il tuo dolore a spasso come un cane, riderai fino a sgorgare vita dalla bocca e le parole ti verranno chiare. In questo oceano di rovine sopravvivere è un'impresa eccezionale, più stai sotto in immersione, più ti devi liberare da quello che è passato e non puoi cambiare, per quello che sarai e quello che rimane. Sei come la luna in un soffitto d'ospedale, sorridi e cadi su una linea verticale. Una linea lunga e seghettata tra ciò che scegli e che subisci, un taglio netto, segnati il meglio, gioca all'otto ed impegna tutto su quel sorriso che tengo stretto, mi tiene in salvo se piove dentro, quando sei stanca, ti sei stanca di quel che manca. Dove vedi muri io ne vedo pagine da scrivere e scarabocchiare, questo corpo che non ti risponde non si fa trovare, forse solo amore che non trova pace. In questo oceano di rovine sopravvivere è un'impresa eccezionale, più stai sotto in immersione,
passato e non puoi cambiare, per quello che sarai e quello che rimane. Alla finestra c'è un sole di cartone, sorridi, cadi su una linea verticale. Ok, questa era nuova, si chiama La linea verticale ed è un brano che ho scritto ed è dedicato a una mia amica, insomma, che ha una malattia da cui non può guarire, quindi è una malattia che l'accompagna. E quindi quando ho scritto questo brano ho pensato a quello che avrei potuto fare per lei e dato che molte volte le parole in queste situazioni sono un po' difficili, ho cercato di esserle vicina con con le mie note. E quindi è uscita La linea verticale che tra l'altro è anche un bellissimo libro, se non l'avete letto, una bellissima serie di Mattia Torre, che è uno sceneggiatore che è scomparso da poco, e appunto parla proprio del fatto che non si è mai pronti ad essere malati e non si è mai pronti a emergenze come questa, altrimenti non sarebbero emergenze. Quindi ho scelto insomma di proporvela. Il mio primo concerto di Erin, che emozione. Ho scelto di proporre, che ti becchi anche delle canzoni nuove, Simone. Ciao, ben arrivato. Grazie, Matteo. Io vi saluto, vi leggo, anzi, bello che interagiamo così. Insomma, mi sembra di avere qualcuno che, insomma, interagisce con me. È sempre molto difficile fare concerti in streaming perché io sono abituata molto a parlare con il pubblico, ad avere un contatto diretto e quindi parlare nella mia cameretta è sempre un po' alienante, mi sembra di essere un po' pazza, però insomma, grazie per quello che mi state dicendo. Ciao Alberto. Oh, Alberto, che mi sembra tu sia da Genova, non so se sbaglio, magari mi sbaglio, perché sono scema e magari non mi ricordo, comunque insomma, grazie ancora per chi mi sta seguendo. E il prossimo brano che vi faccio sentire è me lo stanno chiedendo in tanti in questo periodo. Domani inventerò, è tratto da il mio disco precedente che si chiama Antifragile, che potete trovare su Spotify e parla appunto del domani. È dedicato a tutti i creativi, insomma, a persone che non lavorano 8 ore al giorno, ma lavorano 24 ore su 24 e quindi ogni ora per loro è creazione. E quindi è un po' un inno allo svegliarsi, al pensare positivo. Domani inventerò. Buon ascolto. Domani inventerò, avrò una casa al mare, avrò da lavorare e scriverò canzoni allegre. Domani inventerò orecchie per sentire e bocche per parlare, risposte a chi domande se ne fa ormai da anni, non t'allontanerò. Domani inventerò, imparerò a dire, non mi sbaglierò mai più sul letto, non piangerò il pensiero che mi sto perdendo tutto. Oh no, non sono di passaggio. Domani inventerò la giusta soluzione, il giorno senza fine, un treno per chi passa e sollievo per chi resta, e canterò giù in riva, in mezzo a tutti quanti, andrà comunque bene se mi parlerai di niente, non ti allontanerò. Domani inventerò, domani riderò, non mi sdraierò mai più sul letto, non piangerò il pensiero che mi sto perdendo. Oh no, non sono di passaggio. Domani inventerò, inventerò
Questa era Domani inventerò. Noi siamo quasi, abbiamo un qualche minutino per salutarci. Prossima volta concerto e videoconferenza così ci vediamo. Ciao Federico. Ciao a tutti quelli che appunto stanno seguendo, che bello che state interagendo. Tra l'altro saluto anche Francesco e potete vedere il videoclip ufficiale di Domani inventerò su YouTube, dove appunto c'è anche Francesco. Praticamente che racconta un po' tutto il tour che ho fatto nel 2017 in giro per l'Italia, ripreso con una GoPro, quindi è molto bello e lo potete trovare insomma online, tutto girato da me, poi montato insieme con un mio amico. Vedo che anche si è connesso Ema. Ciao Ema, ho suonato Domani inventerà. Ho fatto qualche insalata di accordi. Questa sera sono un po' emozionata, quindi ho fatto un po' di erroretti, ma solamente perché sono molto emozionata, quindi ci sta, sono nel mood emotional. Io vorrei salutarvi con un brano, giusto che ormai abbiamo fatto un'insalatina di pezzi. E avete qualche richiesta di qualche brano che vorreste sentire? Vorrete sentire qualcosina? Ciao Rudy! Ciao Rudy! Che bello, siete tutti belli ruspanti stasera che scrivete. Avete qualche richiesta di brano? Se no faccio io, se no vi faccio una... faccio io e vi propongo un brano che mi piace un sacco. Che dite? Vediamo, nessuno risponde. Avete qualche richiesta? Fammi quella del nonno creativo. Ok, che sarebbe quella al piano 9 che ci hai fatto alcuni giorni fa. Meteora, Urca. Tu vuoi sentire cose che dimentico? Nonno creativo, nonno creativo e invece grandi mai. Ah, caspita. Meteora Lorenzo te la faccio volentieri in separata sede perché... Dai, vediamo se riesco a fare un mashup. Abbiamo insomma l'ultima, vediamo se riesco a fare un pezzettino di una, un pezzettino dell'altra. Sì, scampo no. Un pezzettino di Meteora e un pezzettino dell'altra. Guardami, ti prego, guardami, cos'altro devo fare? Mettermi una parrucca con delle frecce illuminate che mi indichino tutte e dirti che io sono qua. Guardami, ti prego, guardami, mi si nota se non vengo, sto in disparte alla finestra, se rido fumo con degli altri o ti evito abbastanza per suscitar curiosità. E non è servito a niente mandarti delle lettere, dire che non sto più bene, non mi fido più dell'essere umano in generale, ma tu sei luminosa come una supernova, canti solo per gli altri e sei una città murata. Guardavo le mie mani, le unghie piccoline, non sono mai cresciute. Mia madre mi diceva, quando sarai più grande, le mani cresceranno e arriverai più a fondo. Ma intanto sono vecchia e suono a ferro e scrivo, il grande non lo so mai. Vi dico di mio padre e del suo male al cuore, per i troppi dispiaceri che sono anche i miei.
silenziosa ma che vorrebbe urlare. Riri che salva tutti e che non lascia casa, rincorre tutti i giorni eppure manca qualcosa. La televisione non nei suoi programmi per dimenticare che siamo proprio messi male, messi proprio male e non saremo grandi mai, grandi mai, grandi mai, grandi mai. Grande medley. Ho già suonato Scampo. No, non ho suonato Scampo. Ma siamo in chiusura. Domani metterò l'ha già fatta, Rudy. Avevi ragione tu, mi do la zappa sui piedi quando non l'ho davanti, la cerco per farmi male. Avevi ragione tu, la mia vita è un serpente, in questi giorni più strani mi riempio di spettri. Ho svuotato il mio amore per un uomo più grande, gli ho raccontato parole, non ha ascoltato un bel niente, ha continuato a fumare e sorride alla gente come se niente fosse, come se non vedesse, ma questo tu già lo sai. Presente, ma questo tu già lo sai, quanto mi pesa la mente, quando penso più forte, le cose che dimentico, che non restituisco, come un libro in prestito, come un amico in Messico, io non so mai lasciare, vorrei tenere tutto. Non so se sia pigrizia o se sia fedeltà. C'è chi appende arcobaleni in cima alle finestre, c'è chi piange di notte per un turno di notte, c'è chi canta al balcone, chi rimane in silenzio, chi non sa respirare, chi si appende un computer. La tua voce al telefono mi sembra quella di sempre, ma mi sento al confine, proprio dove non prende. Posso offrire soltanto te e confusione mentre aspetto l'atomica con gli occhiali da sole, ma questo tu già lo sai, che ho paura d'amare, ma questo tu già lo sai, perché lo so fare bene e mi tremano le gambe, le cose che dimentico, che non restituisco, come un libro in prestito, come un amico in Messico, che non so mai lasciare, vorrei tenere tutto. Non so se sia pigrizia o se sia fedeltà, ma tu resti qua in ogni mio conflitto. Mi sento così piccola di fronte a questo marzo. Così ho fatto il medley. Allora, questa la prima era Meteora, la seconda era Grandi Mai e la terza che ho fatto è Cose che dimentico. Ovviamente era un off topic. E quindi ho suonato quello che non dovevo suonare e non ho suonato quello che dovevo suonare, ma è stato bello così. Peccato che questa mezz'oretta sia già passata, porca miseria. Grazie di essere stati con me e spero insomma di avervi tenuto un po' di compagnia. Grazie ancora di cuore, magari ci sentiamo e chiacchieriamo anche un po' dopo in chat, così insomma ci rimaniamo un po' in contatto, un po' come finito i concerti, no? Che dopo si va a bere insieme, qui non si può andare a bere insieme, c'è solo dell'acqua naturale. E grazie mille. Grazie a voi, wow, sì, 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 sì. Ah, sì, ho sbagliato orario, sì, bis, bis, bis. Andre, si può fare?
si può fare un bis? Me lo chiedono. Ragazzi, volete il bis? Così intanto facciamo l'insalatona di... Andrea, possiamo? Mi dilungo? Dai, facciamo un bis così poi vi saluto. Medley e la Beatles. Poi vi saluto. Allora, questo è un brano che a me piace molto, l'ho studiato adesso. Ciao Fede. È Montesole dei PGR, cantato da Ginevra Di Marco. Lo ricordo perché sono andata a vedere un concerto con una mia amica romana. Stazioni Lunari, era credo il 2015 o 2016, e io ho ascoltato questo pezzo e ho detto un giorno voglio essere come Ginevra Di Marco, perché c'era tutto l'auditorio del Parco della Musica fuori, cioè tipo una sorta di anfiteatro, tutto in silenzio perché Ginevra cantava e c'era un piano, una voce e forse una chitarra. È un brano che parla d'amore, di libertà. Noi ci stiamo avvicinando al 25 di aprile e credo che lo suonerò, lo onorerò perché è un brano talmente bello che insomma lo canterò. Buon ascolto, è la prima volta. Facciamo finta che siete in casa, in cameretta mia che sto studiando e mi dite se vi piace o non vi piace. Voglio cantare l'uso della forza che nasce dalla comprensione, la forza che contiene la distruzione. Canto la morte che muore, la vita di necessità, rifugge il martirio, l'auto da fede, non succube di ciò che si dice di qua, dell'aldilà, poter guardarlo in faccia per quello che è quando arriverà. L'amore non lo canto, è un canto di per sé, più lo si invoca, meno ce n'è. L'amore non lo canto, è un canto di per sé, più lo si invoca, meno ce n'è. Canto la vita che ride, felice in un giorno di nebbia, di sole se cade la neve. Canto la sorpresa nei gesti dell'amore, canto chi mi ha preceduto, chi nascerà, chi è qui con me. Sono in questo spazio essenziale. L'amore non lo canto, è un canto di per sé, più lo si invoca, meno ce n'è. L'amore non lo canto, è un canto di per sé, più lo si invoca, meno ce n'è. L'amore non lo canto, è un canto di per sé,
Ecco, questo era un brano, Montesole, di PGR, che sto studiando, e vi lascio. Mi dispiace perché insomma siamo arrivati alla fine, siamo in tanti, però vabbè, bisogna essere rigidi, bisogna rispettare i diktat. Io ringrazio ancora Indipendenza Sonora, grazie, grazie, sono contenta. La sto studiando ancora, però mi piace un sacco questa canzone. Spero ascoltatevela, cercatela, Ginevra di Marco Montesole. Grazie a tutti, è stato divertente, ho fatto qualche insalatona di accordi, però dai, alla fine ci siamo divertiti e continuate a seguire le attività di Indipendenza Sonora. Giovedì c'è un altro concerto. Io vi mando un grande bacione, grazie di essere stati qui con me. Ciao!